Liti continue fra due conviventi residenti a Treviso fino al 26 aprile, quando l'alterco è terminato, secondo quanto raccontato dalla vittima, una 49enne, in una vera e propria aggressione. L'uomo, 46 anni, l'avrebbe malmenata e spinta a terra, provocandole un taglio al labbro e diverse contusioni. Secondo il compagno, la donna sarebbe uscita più volte in discoteca, rientrando la mattina e lasciando lui e i 3 figli a casa. Nella denuncia presentata contro il compagno, la donna avrebbe anche lamentato le continue vessazioni di natura psicologica. Così il 46enne è finito nei guai. Nelle ore scorse si è svolta l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Biagetti per confermare l'allontanamento dalla casa familiare. All'uomo, difeso dall'avvocato Mario Nordio, è stata confermata la misura cautelare aggravata dal non potersi avvicinare alla donna. Chi penserà alle nostre figlie quando lei starà via tutta la notte? È in preda ad una vera e propria crisi di mezza età. Sarebbero state queste le parole del 46enne dopo la decisione del GIP. L'uomo ha a sua volta presentato una querela contro la fidanzata per lesioni.